E ora parliamo di viticoltura sostenibile, lo facciamo con Coldiretti Treviso che in questi giorni ha proposto uno studio Inosos per la percezione dei consumatori verso appunto la viticoltura di casa nostra. Viticoltura, turismo e comunità locale, dinamiche di confronto e collaborazione per lo sviluppo dell'Alta Marca Trevigiana. Questo è il titolo del primo dei 3 appuntamenti che si inserisce nell'ambito del progetto di innovazione sociale per lo sviluppo sostenibile della viticoltura nell'Alta Marca, progetto finanziato dal PSR regionale che vede come capofila Coldiretti Treviso e coinvolge la Facoltà di Agraria dell'Università di Padova, ULS2 Marca Trevigiana, CISET Coldiretti Veneto e GAL Alta Marca che ha promosso l'iniziativa. GAL Alta Marca nel suo piano di sviluppo ha voluto assolutamente avere questa possibilità, questa misura innovativa, difficile, però vedo che il lavoro è stato fatto, dà degli ottimi risultati, vediamo poi il lavoro finale come sarà, ma io credo che sarà comunque utile al territorio. Mettersi in discussione credo sia la cosa più utile da fare per capire quali siano appunto le esigenze del cittadino, del consumatore e fare tutto quello che serve per migliorare l'operatività di tutti i giorni, andare incontro alle esigenze della popolazione e credo che sia anche questo il nostro ruolo, il nostro compito. Il convegno ha presentato i primi risultati emersi dalle indagini svolte, mettendo in luce le relazioni tra viticoltori e residenti. Oggi abbiamo condiviso i risultati di una serie di indagini che sono state fatte presso i viticoltori, i cittadini, è in corso un'indagine presso anche i turisti e gli operatori turistici. E questi dati saranno raccolti assieme per sviluppare poi una proposta di progettazione, è un progetto che possa fornire degli strumenti o suggerire delle misure di azione anche di carattere istituzionali per migliorare la sostenibilità nel territorio. Un contesto in continua evoluzione tra conservazione e sviluppo dal quale emergono dati che un domani saranno utili per la pianificazione del territorio e delle attività in esso svolte. Allora, emerge intanto che come percezione dello stato di salute le persone si percepiscono come in un buono, ottimo stato di salute. L'80% di queste dice che sta bene. Certamente esistono delle preoccupazioni che sono però diffuse poco sulla popolazione.